Il Covid ha semplicemente acuito una situazione già che era emergenziale e quindi noi oggi ci troviamo ad avere una situazione abbastanza ingestibile all'interno delle varie amministrazioni, che siano esse la sanità, ma penso anche ai lavoratori delle prefetture, piuttosto che quelli delle questure, piuttosto che a qualche comune anche all'interno della nostra provincia che si trova oggi nell'impossibilità di assumere nuovo personale. Una protesta a 360 gradi, quella dei sindacati non solo per la sanità ma anche per le altre articolazioni dello Stato, amministrazioni locali comprese, pure nel Trevigiano, dove però lo sciopero non va proprio giù agli artigiani che contestano tempi e modi in un quadro economico aggravato dalla pandemia. Tutto sommato chi lavora nel pubblico impiego ha avuto garantito lo stipendio e ha avuto garantito tutto, no? Quindi che ci sia legittima aspettativa dei rinnovi dei contratti, questo ci sa, però mi pare che la tempistica non sia questa. Anzi, per il numero uno degli artigiani il rischio è quello di dividere ulteriormente i lavoratori. Non tutti sono garantiti anche nel lavoro, allora chi sta a casa e non ha neanche di che mangiare a mezzogiorno evidentemente non gli diamo un grande futuro con questi esempi. Sindacati che a livello veneto si sono ritrovati a Venezia e che di fronte alle critiche peraltro messe in conto tirano avanti e anzi rilanciano. Io penso che in una fase come questa, appunto perché siamo lavoratori pubblici e abbiamo garantito i servizi in tutti questi mesi di grande difficoltà, abbiamo diritto come tutti gli altri lavoratori al rinnovo del contratto.